Quanto è importante tutelare la memoria e quanto è fondamentale l'apporto dei volontari? Beh, è una cosa indispensabile, lo trovo dal mio punto di vista. Rappresento l'Umpli Vicenza, quindi 15.000 volontari solo nella provincia di Vicenza, 125 pro loco, ma in tutto il Veneto siamo oltre 560 pro loco, quindi fate un po' il conto di voi di quante persone collaborano e lavorano, perché alla fine poi giusta la volontà, ma alla fine poi diventa anche un lavoro, però è importantissimo per questa promozione del nostro territorio e anche dei nostri prodotti tipici. Un flash sulla sua impresa in barca a vela. Beh, sono passati 17 anni, resterà un ricordo e un'avventura indelebile non solo mia, ma anche dei ragazzi che mi hanno accompagnato, Furio, Gigi e Arnaldo. È stata un'impresa, perché è un'impresa, sono stati 2 mesi in barca a vela, il mare non era semplice, abbiamo affrontato, oltre che l'Oceano Atlantico, abbiamo affrontato anche il mare del nord con temporali, quindi è stata una bellissima avventura, finita a lieto fine, per fortuna non come il Pietro Quirini che è naufragato, e poi la cosa bella è stata arrivare su in queste piccole isolette, arrivare a Rost, che poi alla fine è diventato un po', si è gemellato con Sandrigo, quindi abbiamo anche instaurato un'amicizia che va al di là del discorso stoccafisso e baccalà. È una cosa meravigliosa. Chiudo qui. Adriano Pellizzon, appassionato ciclista, naturalmente, sono in pensione da un anno e finalmente, avendo un po' più tempo, sono riuscito a dar forma a questo grande progetto ciclistico, ma soprattutto culturale. Assieme a? Paolo Vidotto, non ancora in pensione, per cui lavoro, ma la passione per la bicicletta con Adriano, ideatore del progetto, è stata la cosa che ci ha spinto. Allora, una impresa sportiva ma che va ben al di là dei confini dello sport. Vorremmo proprio dire che è veramente un grande progetto culturale, perché poi i ciclisti che vanno sì al nord, che vanno a Capo Nord, che fanno 4.400 km, vabbè, in 20 giorni non è così inusuale, quindi sicuramente un'impresa sportiva rilevante, però non solo questo, per noi è stato un grossissimo motivo di soddisfazione essere quest'oggi a presentare questo documentario di mezz'ora che ha per oggetto proprio il progetto culturale di itinerario culturale permanente europeo via Querenissima. Ma è anche un'occasione per valorizzare le nostre bellezze architettoniche, paesaggistiche, enogastronomiche. Beh, certo, noi abbiamo cercato anche di fare degli incontri istituzionali tipo a Würzburg, in cui la sala, il salone, lo scalone principale del Palazzo Vescovile è stato affrescato dai fratelli dei Tiepolo, Gian Battista e Gian Domenico, e naturalmente anche gli incontri istituzionali erano motivo per presentare i nostri prodotti enogastronomici di cui come italiani andiamo sicuramente sempre fieri. Infatti noi siamo stati ricevuti dai sindaci di Trondheim, di Roste e di Bodo, oltre al presidente del locale consiglio regionale, e dobbiamo dire che un minimo di promozione anche delle nostre eccellenze dei prodotti gastronomici del Veneto l'abbiamo fatto.